Rivederti con l'altro uomo che ti vive accanto mi lascia indifferente, ora che tra noi due non c'è più. Qui uno dei grandi esponenti della canzone napoletana, Alfio Lombardi, un personaggio che è nel cuore di tantissime ragazze, amanti appunto del genere partenopeo, un cantante che è da moltissimi anni sulla scena, più o meno da quanti? Innanzitutto ciao. Io, ecco, quest'anno festeggio il 10° anno della mia attività discografica perché il primo lavoro è nato nel 1982, proprio di questi tempi, febbraio, marzo di questi tempi, che si chiamava La Napoli Giovane, e da allora sono passati 10 anni e ho inciso 11 album, 11 LP. Infatti mi ricordo che eri considerato il cantante della Napoli Giovane, cioè nel senso che hai dato un pochettino una svolta a quelli che erano gli arrangiamenti, a quelle che erano il leitmotiv delle canzoni partenopee di allora, che erano un po', forse un po' troppo poetiche. Tu hai dato... Io diciamo che sono stato trascinato nella musica partenopea perché essendo un ragazzo di 19-20 anni quando incominciai a cantare mi piaceva tutto quello che può piacere a un giovane di quella età, mi piacevano le discoteche, mi piacevano i night, mi piacevano le cose per i giovani. Venni trascinato per forza, per l'amor di Dio, senza farmi mettere la pistola alla testa, ma datosi che in questo ambiente all'epoca per mettersi un pochettino in mostra bisognava fare musica napoletana, per mettersi in mostra negli addetti ai lavori. Quindi però imposi un pochettino il mio discorso musicale che era fatto per i giovani e quindi d'accordo con i miei discografici e con le persone che mi seguivano decidemmo di fare un pochettino una Napoli moderna che poi ha avuto un seguito, cioè è stata diciamo seguita da tanti artisti, da tanti colleghi miei, non copiata per l'amor di Dio. Quella mia idea è piaciuta sia al pubblico, perché se tu ti ricordi la Napoli Giovane che comprendeva Ti amo, Partenza, Pure non sono con te, fu un grosso successo, cose rare per un cantante nuovo di avere un boom al primo impatto con il pubblico e da allora è nato questo genere. Mi hanno classificato, mi hanno affibbiato questa etichetta del cantante della Napoli Giovane. Ecco, per il 10° anno di attività prevedi qualcosa di particolare o diciamo ha già studiato come festeggiarlo con qualche nuovo lavoro discografico, con qualche show particolare? Ma io datosi che sono un cantante, un personaggio che va sempre un pochettino controcorrente praticamente, io quest'anno ho inciso un album che si intitola Regalati un classico, cioè sono andato un pochettino a ritroso nel tempo e ho scelto le canzoni più o meno che hanno fatto un'epoca nella storia della classica napoletana e ho inciso questo LP classico. Ma diciamo che è stato uno sfizio fare questa cosa perché secondo me ogni artista, perché poi pian piano io man mano che sono passati gli anni maturando e con l'età e con l'esperienza che ho avuto ho capito che un cantante napoletano bisogna per forza maggiore avere nel suo curriculum artistico un'incisione classica e ho voluto, d'accordo con i discografici che sono la Phonotype Record dei Fratelli Esposito di Napoli, fare questo LP classico. Però diciamo che
Alfio Lombardi rimane e rimarrà sempre il cantante della Napoli giovani, il cantante che è piaciuta ai giovani, alle ragazze, ai giovanissimi praticamente. E per questo mio 10° anno di attività farò un grosso concerto che percorrerà un pochettino tutta la mia carriera artistica, e farò un LP con canzoni tutte quante nuove.